Asiago costato la vita a Pietro, Riccardo e Nicola sotto accusa l'alta velocità disposta all'autopsia sul conducente e il dolore delle comunità colpite strette intorno alle famiglie delle vittime e dei feriti. Siamo distrutti, sono le parole al citofono della mamma di Riccardo. L'addio mercoledì pomeriggio a Olmo di Creazzo, a Lusiana Conco, il giorno dell'addio di Nicola e Pietro sarà lutto cittadino. Sfonda con l'auto il parapetto sul fiume Agno a Recoaro e precipita, morto un ristoratore di 63 anni, Franco Orsato, vani soccorsi, ipotesi malore prima della sbandata fatale. 16enne stuprata nel negozio di kebab in un comune dell'Alta Marca, il titolare domiciliari, altri 2 uomini coinvolti, tutti sono pakistani. Maxi colpo nella notte nel negozio di orologi in via Poerio a Mestre, il proprietario sconvolto, ho perso tutto, sono morto, non so se riaprirò. Tragedia del Sile, autopsia oggi sui corpi dei fratelli Dal Corso trovati in auto nel fiume Assilea, entrambi sono morti per annegamento, probabilmente già il giorno della scomparsa. Il GIP del Tribunale di Trieste ha disposto di svelare l'identità dei 2 soggetti che hanno contaminato i reperti del caso Una Bomber, emerso durante l'udienza di incidente probatorio in cui è stata illustrata la superperizia. Elezioni regionali, mal di pancia tra gli esclusi della Lega, ma per Alberto Stefani è solo normale il rinnovamento, intanto scende in campo un altro candidato presidente, Marco Rizzo di Democrazia Sovrana Popolare. L'inquinamento da FAS nella galleria della Pedemontana a Montecchio Maggiore, il sindaco Silvio Parise esprime la rabbia dei cittadini e la sua frustrazione come amministratore per quanto accaduto. Buonasera, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque la cronaca in primo piano, la tragedia di Asiago con 3 giovani, vite spezzate in un terribile incidente stradale e il sindaco Rigoni Stern vicino alle famiglie dei ragazzi deceduti. Sarà effettuata nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Nicola Xausa, il 20enne al volante della Peugeot 207 che la notte tra sabato e domenica si è schiantata contro il monumento al centro della rotatoria di Via Verdi ad Asiago. Una tragedia in cui hanno perso la vita, oltre al conducente, altri 2 amici coetanei, Pietro Pisapia, residente come Nicola a Lusiana Conco, e Riccardo Gemo di Creazzo. Oltre a loro nell'auto c'erano altri 2 ragazzi che si sono salvati, anche se le condizioni, soprattutto per uno di loro, sarebbero molto serie. È stato il giovane che sedeva sul lato passeggero a chiedere aiuto, riuscendo a uscire dal veicolo incurante delle lesioni riportate, completamente sotto shock, trovandosi di fronte a uno scenario drammatico. Impotente davanti alla morte dei 3 amici che sarebbero deceduti sul colpo, i corpi sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Oggi nel punto dell'incidente stradale ci sono fiori colorati. È qui che l'auto si è fermata arrivando a folle velocità dalla provinciale 349. Una saetta, così dice il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern dopo aver visionato il video della sorveglianza comunale ora al vaglio degli inquirenti. E quando succedono queste tragedie si può solamente mantenere il silenzio e il rispetto verso il dolore di chi resta. Certo c'è un tema di preparazione, un tema di formazione, un tema di sensibilizzazione verso il valore della vita umana che può sicuramente agire sulla prudenza che soprattutto i ragazzi di questa età devono mantenere nel momento in cui si mettono alla guida di un veicolo. Un forte messaggio quello del sindaco Rigoni Stern, così come intensi i messaggi lasciati dalla famiglia di Stefano Angonese, il 13enne morto un mese fa travolto da un'auto. Il fratello Samuele ha voluto far sentire la vicinanza alle famiglie dei suoi compaesani, Pietro, che conosceva molto bene ancora dalle scuole medie, e Nicola. Questa tragica notizia mi ha sconvolto perché mai pensavo di perdere così tante delle persone care in così poco tempo. È come se i pezzi di comunità si sgretolassero perché siamo sempre state comunità unite e pian piano. Avete voluto lasciare 2 messaggi alle famiglie di Pietro e di Nicola per far sentire la vostra vicinanza. Sono dolori che non dovrebbero mai essere provati da nessuno, però noi ci teniamo a essere anche vicini. Siamo distrutti, afferma la mamma di Riccardo Gemo al citofono. I funerali della terza vittima nell'incidente di Asiago si terranno mercoledì alle 15 nella chiesa di San Nicola ad Olmo di Creazzo. Cosa le posso dire? Oltre che siamo distrutti. Lei è la mamma? Sono la mamma e cosa vuole che
le dica. Il dolore è tremendo nelle parole di Carla, la mamma di Riccardo Gemo, nell'abitazione dove il 19enne risiedeva con la famiglia a Creazzo. La tragedia ha scosso tutta la comunità. Riccardo domenica notte siedeva sui sedili posteriori della Peugeot 207 che si è schiantata sulla rotatoria di Asiago. Alla notizia, attorno all'abitazione in via Molini si è immediatamente stretta la cerchia degli amici, dei vicini. Il sindaco Carmela Maresca, in segno di lutto, ha deciso di lasciare le bandiere a mezz'asta in comune, che erano ancora in quella posizione per onorare i carabinieri caduti a Casteldalzano. Riccardo avrebbe compiuto 20 anni a dicembre ed era il maggiore di 3 figli, un ragazzo sano e sportivo, amato e conosciuto in paese. Prima di appassionarsi allo sci aveva iniziato a giocare a calcio nella squadra di Altavilla. Saranno sicuramente in tanti che mercoledì prossimo parteciperanno ai funerali ad Olmo di Creazzo. Saranno celebrati alle ore 15 nella chiesa di San Nicola, una decisione espressa subito dalla famiglia. E abbiamo cercato di anticiparli il prima possibile anche per i miei figli, per non essere sempre in una situazione di questo tipo. Riccardo, vi dico, era un bravo ragazzo e era impegnato, era diventato allenatore di sci, aveva lavorato e con pochi soldi si è pagato un corso per prepararsi come studente per medicina, poi è entrato a fisioterapia, era finalmente felice, non usciva mai di casa, eravamo anche preoccupati perché era sempre sui libri. E grave incidente stradale a Recoaro Terme, un'auto sfonda il parapetto del ponte sul Lagno e cade nel torrente, il conducente è morto, un ristoratore di 60 anni. Non c'è stato nulla da fare per i soccorritori che questa mattina sono arrivati a Recoaro Terme intorno alle 6:35. Vigili del fuoco di Schio e Vicenza sono giunti per un grave incidente in via della Resistenza, dove una vettura ha sfondato il parapetto del ponte ed è caduta sul greto del torrente Agno. Vigili del fuoco sono arrivati sul posto con un'autopompa, un'autoscala e 7 operatori. Dopo aver raggiunto la vettura hanno purtroppo constatato il decesso del guidatore. Successivamente i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo utilizzando le tecniche SAF. Sul posto sono intervenuti anche il SUEM e i carabinieri per le operazioni di soccorso e per rilevare le cause dell'incidente. Ed ora nel Trevigiano, 16enne stuprata al negozio di kebab, il titolare si trova agli arresti domiciliari, altri 2 uomini coinvolti, tutti sono pakistani, la violenza sarebbe avvenuta nello scantinato del negozio che si trova appunto nell'Alta Marca. È in questo scantinato, usato come magazzino, che si sarebbe consumata la violenza ai danni di una 16enne del Montello, trascinata giù per le scale e abusata da almeno 2 uomini, uno di questi il titolare del locale, un'attività di kebab dell'Alta Marca, frequentata alla fine dell'orario scolastico da molti giovani, uno stupro che ha portato all'avvio di un'indagine delicatissima quanto complessa, con il gestore, un 27enne pakistano, che ora si trova agli arresti domiciliari, come confermato anche dal dipendente che nelle scorse ore si trovava dietro al bancone dell'attività ancora aperta. Con le mani l'uomo fa il segno delle manette, dice di trovarsi da un mese nella Marca e parla in inglese. Sembra non sapere dell'orrore che si sarebbe consumato al piano di sotto e delle accuse terribili mosse al suo datore di lavoro. Rape in April here in this working kebab and no idea. Okay. 1 month here. See. Oltre al titolare del kebab, indagato con l'accusa di violenza sessuale su minori in concorso, c'è anche un secondo uomo, 29 anni, che al momento dello stupro si trovava nel locale, denunciato poi per favoreggiamento un terzo di 24, tutti sono pakistani. I fatti risalgono all'aprile scorso, la ragazzina si trovava nel locale dopo un pomeriggio con gli amici, sta aspettando che il padre la vada a prendere. È in questo momento che il 27enne tesse la sua tela e offre da bere alla ragazza
ragazza che probabilmente si fidava di lui perché cliente abituale, un mix di Coca-Cola e whisky che la stordisce e la rende vulnerabile. La minore viene portata così nello scantinato e abusata, poi ancora stordita la portano fuori dal negozio e la fanno sedere su una sedia. Quando il padre arriva trova la sedicenne in uno stato di semi-incoscienza e chiama l'ambulanza. Una volta all'ospedale e ripresi i sensi, la minore racconta di aver subito un rapporto completo. A livello sanitario vengono trovati riscontri, da qui la denuncia e le indagini, non solo testimonianze ma anche sopralluoghi e accertamenti di natura scientifica su tutte le tracce del DNA. Nel sotterraneo dell'attività c'è anche l'occhio elettronico di una telecamera, difficile capire, visto il massimo riservo degli inquirenti, se sia stata utile nel corso delle indagini. Di certo, dopo gli avvisi di garanzia e le misure cautelari, presto potrebbe aprirsi la partita processuale. Maxi colpo nella notte nel negozio di orologi in via Poerio a Mestre, il titolare sconvolto: ho perso tutto, sono morto, non so se riaprirò. È una roba che ti strazia, ti lacera dentro, che è una roba incredibile, indescrivibile. Sono morto, scusate l'espressione, ma sono distrutto. È sotto shock Riccardo Contessa, il titolare del negozio di orologi in via Poerio a Mestre, a poche ore dal furto subito nella notte, poco prima delle 4, quando una banda di ladri esperti è entrata portandosi via centinaia di migliaia di euro di refurtiva, come si vede nel video ripreso dalle telecamere interne di videosorveglianza. I ladri sono riusciti ad aprire il portoncino utilizzando una sorta di divaricatore. Sono entrati in 5 e in 2 minuti hanno fatto razzia portando via tutto quello che era all'interno del negozio. In 5 hanno fatto forza coi piedi di porco, hanno girato la cassaforte, penso l'abbiano messa su delle rotelle, poi trascinata come se fosse una bozza d'acqua in giro di 20 secondi. Penso che sia una banda che stia facendo lo stesso colpo in più gioielleria in tutta Italia, perché l'Audi che usano è penso una RS3 o RS4 grigia, quindi bella potente, bella capiente, e stanno facendo lo stesso colpo in più gioielleria in tutta Italia. Stessa tecnica, stesso divaricatore, e nel giro di 2-3 minuti ti portano via tutto. Sul posto poco dopo sono giunte le pattuglie della polizia con gli specialisti della scientifica che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. RC Orologi è una boutique specializzata nella compravendita di orologi di lusso di secondo polso, punto di riferimento per collezionisti e appassionati. Il titolare, che ha aperto da pochi anni, non sa se sarà in grado di ricominciare. Non è facile sinceramente, perché anche se dovessi sistemare tutto il negozio, la paura che ti risucceda è troppa, quindi dovrò parlare anche col commercialista, parlare con la famiglia e decidere cosa fare, perché è una situazione insostenibile. Perché posso anche rilavorare bene per un altro anno, fra un anno e un giorno arrivano di nuovo loro e sei morto comunque. Quindi la paura è tanta e lo stress, non dormo la notte, è troppo rischioso. Quindi dovrò vedere con calma. Ed ora torniamo a parlare della tragedia del Sile. Sarebbero morti il 9 ottobre, giorno della loro scomparsa. Prima Maria Bovola, mamma 77enne, per un infarto, poi fratelli Rosita e Mauro Dal Corso, 55 e 52 anni, sono saliti in macchina e si sono diretti a Silea. L'anziana era con loro nel sedile dietro, forse nel portabagagli probabilmente. I figli non hanno retto al dolore per la scomparsa della donna ed hanno scelto di togliersi la vita. L'esame autoptico eseguito oggi, l'anatomopatologo Alberto Furlanetto ha stabilito che entrambi sono morti per annegamento. Il GIP del Tribunale di Trieste, Flavia Mangiante, su richiesta degli avvocati degli indagati, ha disposto di svelare l'identità dei due soggetti che hanno contaminato i reperti del caso Una Bomber. È quanto emerso durante l'udienza di incidente probatorio nella quale i periti Elena Pilli e Gianpietro Lago hanno illustrato i risultati della maxi perizia. Ha disposto che vengano resi noti i nomi di tutti i soggetti che sono stati oggetto di analisi, tra cui i due per i quali c'è la prova della contaminazione.
Nessuna compatibilità fra le tracce di DNA rinvenute e quello di 63 persone, fra cui gli 11 indagati, ma 2 reperti sono stati contaminati. È quanto emerso al Tribunale di Trieste durante l'udienza di incidente probatorio sul caso Una Bomber per gli attentati compiuti fra il 1994 e il 1996 e dal 2000 al 2006 nelle province di Venezia, Treviso, Udine e Pordenone. Una seduta durata 3 ore in aula davanti al giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiante, alla presenza degli avvocati delle parti e del pubblico ministero Federico Frezza. I periti Elena Pigli e Gianpietro Lago hanno illustrato i risultati della maxi perizia, 10.000 pagine, un lavoro iniziato più di 2 anni fa, dal quale emerge la conferma di quanto già anticipato nelle scorse settimane. Nessun risultato. Una Bomber non ha nome e cognome. A prendersi la scena però è stata la contaminazione. Di 6 formazioni pilifere sui reperti, 4, 2 coppie di capelli, sono state attribuite a 2 soggetti i cui nomi non sono stati resi noti alle parti. Si tratterebbe di 2 operatori delle forze dell'ordine. Si presume che abbiano lasciato inavvertitamente le loro tracce sui reperti già all'epoca del rinvenimento. Gli avvocati degli indagati, Maurizio Paniz in testa, hanno chiesto che tali nomi vengano comunicati. Il giudice ha accolto l'istanza e i nominativi verranno trasmessi alle parti nei prossimi giorni. La mia richiesta era fermissima perché io già all'inizio avevo sostenuto che vi era stata una contaminazione dei reperti, quindi voglio sapere chi li ha contaminati e poi trarre le mie conclusioni a tutti gli effetti di legge. Nemmeno a noi avvocati è stato dato sapere, conoscere i nomi non solo dei nostri indagati, quindi vedere il loro nome associato agli esami sul DNA, ma anche i nomi di tutti i soggetti coinvolti per esclusione, cioè tutti coloro i quali avrebbero potuto nel corso degli anni contaminare questi reperti. Non solo non sappiamo chi ha stilato l'elenco dei possibili contaminatori. Ora la parola torna alla procura, pare scontato che verrà chiesta l'archiviazione del caso. Questa è una vicenda che va nel dimenticatoio, speriamo presto e speriamo che possa ridare all'ingegner Zornita, che ha sofferto ingiustamente così tanto, un minimo di serenità. Ed ora la politica, la lista Democrazia Sovrana e Popolare parteciperà alle elezioni regionali con Marco Rizzo, candidato presidente. Rizzo ha evidenziato come il Veneto abbia bisogno di un'autonomia concreta possibile solo con una vera sovranità, secondo il leader di Democrazia Sovrana e Popolare. Il partito unico della guerra e della globalizzazione selvaggia, guidato dai burocrati di Bruxelles e seguito con obbedienza dai servi di Roma, sta distruggendo lavoro, distretti produttivi, agricoltura e piccola impresa veneta. Destre e sinistre fasulle, è arrivato il momento di cambiare davvero, ha concluso. Ufficializzata la lista provinciale della Lega per le elezioni regionali di novembre, tra grandi esclusi l'attuale assessore al turismo e agricoltura Federico Caner, l'assessore all'ambiente e alla protezione civile Giampaolo Bottaccini e l'ex sindaco di Montebelluna e consigliere regionale Marzio Favero. Mancheranno 2 assessori, anche Caner e Bottaccini. Ma mancheranno anche altre figure, ce ne saranno di nuove. Credo che il rinnovamento faccia parte di un qualcosa di positivo, e poi ognuno che ha maturato una propria esperienza all'interno della regione potrà essere utile anche per qualcos'altro. Non esistono solo assessorati, esistono tantissime figure. Chi matura un'esperienza a livello regionale può sicuramente essere utile alla regione anche sotto altre forme. Minimizza il candidato Alberto Stefani i mal di pancia che serpeggiano soprattutto a Treviso per i grandi esclusi dalla lista elettorale ufficializzata dalla Lega nelle ultime ore. Restano fuori, in particolare a Treviso, l'assessore Federico Caner e il consigliere Marzio Favero. A Belluno fuori anche l'assessore Giampaolo Bottaccin, che però non aveva presentato richiesta di candidatura. Lei non ci sarà alle prossime regionali come candidato? Evidentemente no, ho visto le liste e non sono in lista. Vuole commentare questa scelta? No, assolutamente no, sono decisioni di altri e quindi non commento. Per lui si parla di un incarico al Ministero dell'Ambiente, anche se le idee per il futuro sono in realtà molto più chiare. Riaprirò la partita IVA dal 1° gennaio e poi tornerò a fare il mio mestiere. Insomma. Diciamo che è un capitolo che si chiude con amarezza questo. No, sono logiche politiche, per carità. Il partito evidentemente a Belluno ha pensato a un rinnovamento e ne ha preso atto. Non l'ha presa benissimo a Treviso Marzio Favero, consigliere regionale ed ex sindaco di Montebelluna, che però era certo di essere escluso da tempo. Nessuna sorpresa da parte mia, tanto è vero che avevo informato il mio preside, visto che insegno filosofia, che sarei ritornato in servizio dopo le votazioni ancora ad agosto.
Dico nessuna sorpresa perché è chiaro che non c'è stata una contrapposizione fra me e Bet. Bet già da 3 settimane, ed è un amico peraltro, ha fuori i cartelloni elettorali. Significa che qualcuno che pesa forse più del segretario provinciale gli ha detto che poteva tranquillamente muoversi. Pertanto mi è spiaciuto della sceneggiata, ma capisco che c'era il problema di distogliere l'attenzione dal fatto vero, cioè le mie critiche politiche al partito. Critiche a Salvini e al sovranismo, all'ingresso del generale Vannacci che per lui dovrebbe essere espulso e a Zaia per aver accettato una riforma sull'autonomia che lui giudica pessima. Io credo che la Lega dovrebbe ritornare alla sua vera missione, che è quella del messaggio federalista. Spostarci a destra non ci ha creato consenso, anzi la gente, dovendo scegliere fra un partito di destra, sceglie l'originale Fratelli d'Italia e non la brutta copia che è divenuta la Lega. Il suo futuro, ha concluso, è la promozione del federalismo, unica medicina per salvare l'Italia. L'inquinamento da FAS nelle gallerie della Pedemontana. A Montecchio Maggiore il sindaco Silvio Parisi esprime la rabbia dei cittadini e la sua frustrazione come amministratore per quanto accaduto. Dopo la chiusura ufficiale delle indagini preliminari per l'inquinamento ambientale da PFAS in 2 gallerie della Pedemontana veneta, il lavoro della Procura del Tribunale di Vicenza prosegue. Sono in corso ulteriori approfondimenti legati alla realizzazione delle opere per definire con chiarezza le responsabilità gestionali dei 12 indagati. Va stabilita la filiera decisionale tra gli organi dell'amministrazione del Consorzio SIS e della SPV SPA e i rispettivi responsabili tecnici e direttori di cantiere. Tutti dovranno rispondere a vario titolo dell'accusa di aver contaminato i terreni con una dose di accelerante chimico derivato dai PFAS oltre i limiti di legge. L'acido perfluorobutanoico in questione, non essendo stato poi bonificato dai terreni, ha contaminato le acque. Oltre alla galleria di Malo nel tratto di attraversamento nel comune di Castel Gomberto, l'altro sito incriminato è quello della galleria di Sant'Urbano a Montecchio Maggiore. Rabbia per quanto accaduto espressa dal sindaco. Un po' di rabbia l'abbiamo perché non posso dire il contrario. Da presidente del consorzio 2014 entro a fare parte di questa struttura da presidente e sempre abbiamo lavorato per questa famigerata sostanza per cercare di mitigarla. Abbiamo presentato anche dei progetti importanti per portare l'acqua dall'Eb fino qua a Brendole, perché appunto sappiamo benissimo che questa inquinante non è facile da debellare ed è molto resistente nell'acqua. Abbiamo carbone attivo e quant'altro che abbiamo messo in essere perché i nostri cittadini abbiano l'acqua che sia potabile, però la rabbia penso è anche la perplessità da parte dei nostri cittadini, anche se tentiamo in tutte le maniere di rassicurarli e quant'altro, però credo ci sia. Questa era l'ultima notizia, vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata.